Buona giornata cari telespettatori, ben arrivati alla nostra diretta. Allora parliamo di un tema estremamente importante e interessante, più che mai alla luce dei fatti odierni. La pubblica amministrazione, ai noi, costi e non soltanto, anche naturalmente servizi, ma in questo momento i cittadini, sono stati fatti anche dei sondaggi, non la vedono di buon occhio. Gli imprenditori poi alzano le mani al cielo. Perché? Perché si è parlato di semplificazione delle pratiche burocratiche, sburocratizzazione dei servizi, agevolazioni per le imprese, però alla luce di quanto è emerso molti non vedono ancora così chiaro il panorama. È stata fatta una ricerca estremamente interessante condotta da Unioncamere del Veneto, Eurosportello, per capire quali vantaggi, quali benefici, il rapporto quindi tra cittadini, imprese e mondo della pubblica amministrazione. Sono più i vantaggi o gli svantaggi? E soprattutto in questa situazione estremamente difficile, stiamo vedendo quello che succede in Grecia, dove sono stati perpetrati dei tagli spaventosi nell'ambito della pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici. Il nostro paese come si sta ponendo? Cosa si sta facendo? Perché il privato è stato sistemato e lo stanno sistemando, ma il pubblico? E che cosa succede se il pubblico viene a sua volta sistemato? Sarà peggio oppure meglio? I nostri protagonisti della nostra trasmissione odierna sono, ve li presento subito, prima le signore, quindi ben arrivata dottoressa Annalisa Giacchi, responsabile ricerche PromoPA Fondazione, grazie di essere qui con noi. E ben ritornato Gianangelo Bellati, segretario generale Unioncamere del Veneto, Eurosportello. Buongiorno. Ben arrivato anche a lei. Allora, questa ricerca da che cosa si è ispirata? Proprio attualissima, in realtà è stata condotta un po' di tempo fa, ma neanche a dirlo, siamo sul pezzo, come si dice. Sì, siamo anche fortunati perché arriviamo al momento giusto con il lavoro, ma la cosa nasce in realtà perché il nostro scopo è quello proprio di avere una pubblica amministrazione che sia più possibile amica e capita dalla gente, dalle persone, dai consumatori. Nel nostro caso, come Camere di Commercio, noi siamo l'unione, quindi il coordinamento delle 7 Camere, è anche l'aspetto soprattutto delle imprese che vogliamo testare per capire se stiamo o non stiamo lavorando bene. Questo è un po' proprio per fare quasi un esame di coscienza, per cercare di capire, grazie a questo tipo di ricerche che si basano su sondaggi, come ci spiegherà dopo meglio la collega di PromoPA, hanno l'obiettivo proprio di cercare di capire come la gente pensa, come la gente ritiene essere il servizio o in generale l'attività che svolge una data pubblica amministrazione sul territorio. La cosa poi noi l'abbiamo voluta fare come facciamo normalmente, regionalizzata, perché non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo una grande regione dell'Europa, quindi una regione italiana ma anche una grande regione d'Europa, e quindi a noi piace vedere il confronto con le pubbliche amministrazioni di altre regioni italiane, ma anche il confronto con pubbliche amministrazioni o comunque col sentire della gente di altre regioni europee. Quindi i nostri studi servono anche proprio perché questo fatto di essere in Europa si realizzi anche dal punto di vista della pubblica amministrazione, cercando di raggiungere dei livelli maggiori di efficienza e di efficacia nell'azione che si fa nei confronti del cittadino e dell'impresa. Io le faccio una provocazione, ma va fatta proprio alla luce della situazione attuale. La Grecia sta rinnegando l'Europa, proprio quasi fosse il diavolo, perché sostiene la portata alla situazione attuale. A noi l'Europa sta creando non pochi problemi, il governo tecnico che sta tagliando drasticamente lo fa perché sono drastiche direttive dell'Europa. L'adeguare la nostra pubblica amministrazione a parametri europei può invece in questo caso essere migliore come situazione, visto che abbiamo una Germania che funziona molto meglio, oppure può nuovamente rendere secondo lei più complesso tutto un meccanismo che già è complicato? Perché lei la vede anche dall'ottica visuale dell'Europa che a noi interessa molto. Sì. Beh, noi siamo con il nostro Eurosportello, ufficio di rappresentanza della Commissione Europea, della Direzione Generale che si occupa delle imprese, quindi forse il mio punto di vista magari non è così oggettivo come potrebbe essere quello di un altro cittadino. Però noi dobbiamo tener conto di questo. L'Europa è un più, non è un meno. È qualche cosa che ci viene dato come una possibilità in più. E dico un dato solo che mi piace ricordare. Se il Veneto è diventato ricco in questi ultimi 30-40 anni, lo deve soprattutto alla possibilità di esportare. Ovviamente
essere capaci di esportare vuol dire avere delle aziende competitive, aziende che producono prodotti e servizi ad un prezzo più competitivo di competitor fuori del territorio, in questo caso nazionale. Allora, se noi guardiamo i dati, noi abbiamo che l'export è stato, il saldo commerciale, quindi quanto riusciamo a esportare rispetto a quanto importiamo, è stato talmente alto negli ultimi anni che ha portato un sacco di ricchezza, tantissima ricchezza alla nostra regione. Se noi non avessimo l'Europa, allora, ragioniamo, anche se la storia non si fa col sì. se, Certo. Però se non avessimo l'Europa noi certamente non avremmo potuto avere questo saldo commerciale, questa produzione di ricchezza. Quindi oggi poi in particolare che abbiamo la domanda interna che sta continuando a scendere perché abbiamo sempre meno consumatori che comprano, abbiamo sempre meno ricchezza nel nostro paese, è la domanda esterna che esce fuori quindi dai confini nazionali che ci sta tenendo ancora in piedi le nostre imprese e difatti noi riusciamo a mantenere. Allora l'Europa è prima di tutto per noi sempre stata ricchezza. Ovviamente però, e qui arrivo alla risposta più puntuale, sempre che noi siamo competitivi. Se non siamo competitivi, ecco che c'è un problema. Ma allora dobbiamo analizzare, l'Europa ci aiuta a capire, per fare un esame di coscienza di tutta la nostra regione, di tutto il nostro paese, perché adesso siamo in crisi? Dov'è che manca la competitività? Manca nel sistema privato delle imprese che hanno perso capacità di essere competitive, la gente lavora meno, gli operai vogliono guadagnare troppo, gli imprenditori non sanno gestire le imprese, oppure è nella pubblica amministrazione del territorio nazionale e del territorio regionale. Che è troppo pesante per questo territorio. Che è troppo pesante, punto, che impone troppe tasse rispetto ai servizi che dà. Perché se noi analizziamo questi due aspetti e scopriamo magari che non è colpa delle imprese ma che è colpa della pubblica amministrazione e che l'Europa è sulla pubblica amministrazione che soprattutto ci vuole mettere in riga, beh allora l'Europa ci imporrà dei sacrifici, ma sono dei sacrifici che dovrebbero toccare soprattutto la pubblica amministrazione. Ma per chiudere anche su questo noi le vogliamo analizzare su base regionale, perché noi siamo un grande paese d'Europa. Regionale vuol dire regioni d'Italia, cioè vuol dire Veneto, certo. Lazio, Campania, quindi questa... Perché la situazione non è uguale, come non è uguale fra la Baviera e la città di Amburgo, la città-stato di Amburgo, così non è uguale fra Veneto e Sicilia. E noi queste differenze le dobbiamo analizzare, perché se no si fa l'errore di di molte amministrazioni centrali che tendono a trattare il paese da nord a sud, da est a ovest nella stessa maniera e trovare soluzioni uguali per problemi che sono molto diversi fra regione e regione o fra macro area e macro area. Assolutamente. Dottoressa, tra l'altro la ringrazio perché lei viene da Firenze, per cui si è sbarcata un bel viaggio per arrivare fin qua da noi. Quindi questa ricerca, alla luce di quanto esposto, che è stato illuminante e speriamo che possa anche illuminare chi ci governa a questo punto. Sì, beh, questa è una ricerca che noi facciamo come PromoPA Fondazione. Noi siamo una fondazione che si occupa da circa 10 anni di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, quindi cerchiamo per quanto è possibile di dare un supporto a quello che diceva il direttore, cioè agli enti pubblici centrali e locali in un processo di rinnovamento che effettivamente spesso è molto faticoso. Abbiamo iniziato nel 2007 con questa ricerca che appunto cerca di analizzare dal punto di vista delle imprese il rapporto con la pubblica amministrazione, con un focus ben preciso che sono le micro e piccole imprese, cioè noi andiamo a vedere le imprese che hanno da 2 a 50 addetti. Perché? Perché questo tipo di imprese che, ricordiamolo, contribuisce al 70% dell'occupazione complessiva del nostro paese, che produce gran parte del valore aggiunto, è sempre stata un po' considerata la cenerentola del sistema economico produttivo italiano. Soltanto negli ultimi anni si è cominciato a capire che questo mondo fatto di micro e piccole aziende ha delle specificità, ha delle problematicità proprie e distintive. Quindi con questa indagine abbiamo voluto andare ad interpellare gli imprenditori di queste microimprese per chiedere direttamente a loro che cosa ne pensano della pubblica amministrazione. Quindi questa è un'indagine che fondamentalmente si articola in 2 parti. Una prima parte in cui cerchiamo di analizzare il costo della pubblica amministrazione, cioè andiamo a chiedere agli imprenditori di valutare
quanto spendono in oneri burocratico-amministrativi. Sono chiaramente delle stime che derivano dalla percezione degli imprenditori, ma che comunque sono molto indicative perché rendono conto del disagio, del fastidio che un imprenditore ha. Costi Ecco. di cui si Quindi c'è parla. una parte di misurazione del costo, quindi noi abbiamo costi in termini di giornate uomo dedicate agli adempimenti amministrativi, costi in termini di consulenti esterni, commercialisti, avvocati, notai che io devo in qualche modo pagare per poter espletare quel determinato adempimento. Incidenza dei costi della burocrazia sul fatturato, quindi c'è una parte di costo, e poi chiediamo invece alle imprese di esprimersi sulle pubbliche amministrazioni, quindi di dare una loro valutazione. Cosa hanno detto le imprese? Diciamo che da quando facciamo l'indagine il livello di gradimento tende sempre a diminuire. Quest'anno per la prima volta l'indice di gradimento si è stabilizzato, però in una scala da 0 a 10 siamo sempre sotto la sufficienza. Mamma mia. Quindi le imprese continuano a dirci che ancora la pubblica amministrazione non è adeguata ai loro fabbisogni. Bisogna dire che nel Veneto i risultati sono sicuramente migliori rispetto al resto dell'Italia. Veneto, Che è tutto Lombardia, dire perché si lamentano ci sono delle ugualmente. regioni che nel confronto, perché poi queste indagini sono molto importanti dal punto di vista comparativo, ecco, nel confronto le imprese venete danno più fiducia alla pubblica amministrazione e anche i costi complessivi sono leggermente più bassi. Detto questo però il livello di soddisfazione complessivo rimane comunque intorno al 4,5-5 in una scala appunto 0-10, quindi ancora c'è tanto lavoro da fare su questo tema. Assolutamente. Una montagna da scalare praticamente, quindi anche perché vuol dire bloccare l'attività imprenditoriale. Ma secondo lei si sta andando verso un miglioramento? Lo dico perché proprio nei pochi rapporti con le pubbliche amministrazioni recentissime è stata richiesta per delle semplici azioni ordinarie una serie di carte, di documentazioni in cui c'è di mezzo anche i finanziamenti, la trasparenza, che io ho visto in un anno peggiorare la situazione, per cui non so quanto... Beh, allora, se fosse anche possibile vedere una di queste slide, quella sul costo degli adempimenti amministrativi, la numero 2.1, è per far capire effettivamente quanto la collega stava dicendo per quanto riguarda il costo della pubblica amministrazione in Veneto comparato con altre pubbliche amministrazioni. Esattamente. Quindi voi vedete che abbiamo una buona performance rispetto al resto d'Italia, ma anche al resto del nord-est, perché per dare dei servizi, quindi per adempimenti amministrativi, abbiamo bisogno di 20, giornate uomo contro le 28 della media paese e le 27 dell'area nord-est. Quindi ecco, il costo interno degli adempimenti amministrativi dice che abbiamo comunque una pubblica amministrazione che rispetto alla media nazionale costa di meno, e su questo aspetto io vorrei soffermarmi solo un attimo. Perché? Perché noi poi estendiamo il confronto anche con gli altri paesi d'Europa. Allora, quando l'Europa ci chiede di razionalizzare la nostra spesa, che vuol dire la spesa pubblica, che è più del 50% del nostro PIL, quindi noi lavoriamo più di 6 mesi del nostro anno per pagare lo Stato, la pubblica amministrazione. Da metà giugno la liberazione, per scaglioni. Esattamente. Sì, attenzione perché poi anche di più se noi consideriamo il PIL diciamo non aumentato di quel 20% di economia nera che viene considerata, per cui arriviamo anche a superare il 60% del costo. Allora noi dobbiamo tener conto che se applicassimo 3 parametri tedeschi, la Germania è il paese che è più efficiente di tutti, no? In questo momento quello che esporta di più, quello che ha la pubblica amministrazione più efficiente. Beh, prendiamo 3 parametri che sono il numero di dipendenti ogni 1000 abitanti, il costo medio del personale e il costo della spesa fissa, quella che per dire in 2 parole sono le macchine blu, ma in realtà sono tanti altri costi che ci sono. Applicassimo questi costi all'Italia, noi avremmo ogni anno un risparmio fino a 56 miliardi di euro, che sono 2 o 3 manovre, quindi sono tantissimi soldi. Allora, se uno va poi in Germania vede una pubblica amministrazione efficiente, quindi non vuol dire che più costa una pubblica amministrazione più efficiente è. E questa analisi per noi è importante per capire quindi che l'Europa, se ci dice a un certo punto di assomigliare il più possibile all'amministrazione più efficiente, per noi e per le imprese che noi rappresentiamo è solo che un vantaggio, perché alla fine avremo 10 punti
di pressione fiscale in meno, sì. che è praticamente quella che c'è sulle imprese tedesche. E questo per fare un discorso nazionale, poi possiamo fare anche un discorso regionale. Esatto, poi facciamo un discorso regionale, andiamo in pubblicità, poi se voi avete delle domande da fare, l'argomento è complesso, non è così di immediata percezione, però è molto importante farlo, spiegarlo, perché allora si comprendono certe dinamiche e vediamo se si possono aprire dei lumi di speranza, no? Che sarebbe la cosa migliore. Pubblicità. Allora, abbiamo visto nell'ottica più grande, passiamo dalle regioni, che è altrettanto importante, poi sentiamo con la dottoressa che dati ne emergono. Sì, può essere utile ai fini di capire che cosa vuol dire la spesa pubblica nel nostro Paese, un'altra diapositiva che riguarda il differenziale di costi fra le varie regioni di appunto costo di pubblica amministrazione, no? E noi com'è che l'abbiamo fatta questa tabella, se dopo la vediamo? Abbiamo preso il costo della pubblica amministrazione in ogni singola regione, come viene poi messo in evidenza dalle banche dati, che non sono banche dati nostri, sono banche dati territoriali dei nostri ministeri, quindi sono fonti assolutamente certe. Obiettive. E voi vedete, ecco, rispetto al PIL, quanto costa la pubblica amministrazione nelle varie regioni italiane. Voi vedete, per capire anche il problema dell'Italia e quindi della, secondo noi, assurdità di fare manovre uguali da nord a sud e da est a ovest. Sì, assolutamente. Tu non puoi risolvere i problemi perché i problemi sono troppo diversi. Per esempio, se io guardo la Calabria, che è quella che è una pubblica amministrazione che costa di più, noi abbiamo subito la tentazione di dire, beh, sono dei privilegiati perché ricevono un sacco di soldi dalle altre regioni. Può essere sicuramente vero, ma qual è l'effetto di questi soldi eccessivi che dal nord, quindi dalle regioni più sotto, che vedete che hanno pubblica amministrazione che costa poco, a quello che costa di più? Qual è l'effetto? Sicuramente che possono prendere un sacco di dipendenti pubblici, quindi apparentemente risolvono dei problemi di occupazione, ma la realtà, che è quella che vediamo, che c'è sempre un aumento di dislivello di ricchezza fra le regioni del nord e del sud, la realtà è che questo eccesso di soldi drogano l'economia di alcune regioni, proprio come una droga, uso una parola un po' forte. Tu hai le regioni che costano poco, là, vediamo, infatti, esatto, le regioni che costano poco hanno un'economia compressa, sì. Cioè dove c'è troppa tassazione sulle imprese che rischiano di saltare, lo stiamo vedendo adesso. In quelle dove c'è invece troppa spesa pubblica, tu hai una diminuzione fortissima poi dello spirito di impresa, non investi sulle imprese. Quindi... Come fare beneficenza nei paesi in via di sviluppo che non si sviluppano più, senza aiutarli a lavorare in uno studio della Bocconi fa infatti effettivamente questo paragone, quindi uno studio non politico ma molto tecnico, fa un discorso di questo tipo dove non è che tu risolvi il problema con i soldi, ma il problema lo risolvi con magari servizi, con investimenti. Invece, ahimè, questi denari che escono fuori, e si può vedere un'altra diapositiva dove si vede quanto esce da una regione per andare all'altra, ed è quella dei residui fiscali. Questa uscita enorme di denari da una regione per entrare in un'altra regione creano proprio un disequilibrio fortissimo, per cui noi abbiamo alcune regioni dove un pro capite, la Lombardia, arriva a 7.000 euro pro capite di tasse che escono quindi dal territorio e non sono reinvestite sul territorio. Anche questi sono dati basati su banche dati ministeriali, ma vediamo anche lo stesso Veneto. Quel totale di 3.000 euro vuol dire che il Veneto manda fuori dalla propria regione quasi 18 miliardi di euro l'anno, moltiplicato per i 5 milioni che non che è siamo. poca cosa. Sono tantissimo, sono 18 passanti, come mi piace dire, all'anno, quindi sono cifre enormi, che vuol dire che o sono un aumento di imposizione fiscale per le nostre imprese o comunque una riduzione dei servizi, delle infrastrutture. Ma allora si devono arrabbiare queste regioni in questa situazione, perché a fronte di nessun beneficio per il Paese Italia, o cosa devono fare? Accettare passivamente in una logica di paese veramente unito questo non sarebbe tollerabile, perché questo vuol dire creare una situazione intanto di giustizia fiscale. Il Veneto, dopo questo esborso, da seconda regione più ricca d'Italia diventa la 12ª più ricca d'Italia, cioè addirittura non solo diventiamo più poveri ma perdiamo addirittura posizioni. Ma a livello nazionale questa è una situazione, a parer nostro, che è vicino allo scandalo, perché tu non puoi mantenere un'economia sana nel momento in cui tu mi distruggi le economie più produttive, le regioni più produttive, le relative imprese, me le metti comunque in difficoltà, perché alla fine neanche le più deboli poi potranno avere una mano, potranno avere un aiuto. È un po' il film che stiamo vedendo, stiamo andando in difficoltà, in crisi che non è solo finanziaria ma anche di carattere congiunturale, non solamente
nel sud Italia, non solo nel centro Italia, ma anche nel nord Italia, quindi tutto il paese ormai. Ma se siamo governati tecnicamente da professori universitari, bocconiani, doc, e quindi di economia dovrebbero averne ben conoscenza. Com'è possibile che si stiano commettendo queste situazioni? Sicuramente, lei, dopo anche la io dico solo che in Gran Bretagna, un mese fa circa, per far fronte alla crisi economica, hanno ridotto di 2 punti la tassazione sulle imprese. Perché che cosa hanno detto? Quello che ci aspettavamo tutti anche Dobbiamo da noi, incentivare la nascita di imprese, il rafforzamento delle nostre imprese, renderle più competitive, perché così si genera reddito, perché così si genera occupazione, aumenta di nuovo il consumo interno e ovviamente anche le nostre imprese diventano più competitive, aumentano il tasso di esportazione. Da noi invece è aumentata l'imposizione fiscale di fatto, perché questa sta aumentando e quindi questo aumento di imposizione fiscale ci rende sempre meno competitivi, però questa è una domanda che dovremmo fare appunto a qualcun altro. A qualcosa dice lei, dottoressa? Ma io vorrei, diciamo, analizzando anche un po' la situazione che ha presentato il direttore. Per lanciare un punto a favore, diciamo, di quello che si sta facendo un po' anche a livello governativo. Sicuramente negli ultimi anni un qualcosa comincia a cambiare. Noi abbiamo avuto con il precedente governo un piano di semplificazione 2010-2012 che l'Europa ci chiedeva, perché l'Europa ha fatto una grande, ha avviato un percorso che si chiama Small Business Act, che è un insieme di normative che vanno proprio a favore delle micro e piccole imprese. Per adeguarsi all'Europa noi abbiamo fatto questo piano di semplificazione che ci impone di ridurre gli oneri burocratico-amministrativi del 25% entro il 2012 ed è stato un primo pacchetto di provvedimenti importanti. Abbiamo fatto lo Statuto delle imprese, quindi anche qui una serie di norme che ribadiscono il principio di proporzionalità degli oneri, cioè gli oneri che tu imponi ad una grande impresa non possono essere gli stessi di quelli che tu imponi ad un'azienda che ha 2-3 addetti. Non è possibile, perché è chiaro che la fatica che fa un imprenditore a sostenerli è tripla rispetto ad una grande impresa che è strutturata, che ha un suo ufficio amministrativo, eccetera. È stato fatto recentissimamente il decreto Semplifica Italia, anche lì una serie di norme che dovrebbero ad esempio favorire la partecipazione delle microimprese agli appalti, tema di cui forse poi dopo possiamo anche parlare. Quindi una serie di cose si stanno facendo. Quello che noi notiamo dalla nostra indagine è che le imprese non conoscono i provvedimenti e non conoscono quello che si sta facendo, e quindi spesso continuano a effettuare le stesse procedure amministrative che magari potrebbero benissimo fare a meno di fare. Questo è un grosso problema, e quindi strutture come l'Unioncamere, come le Camere di Commercio, come gli organi di rappresentanza, ecco, tutto quello che può servire a sensibilizzare, a far capire quali sono anche i diritti della micro e piccola impresa è a nostro avviso utilissimo. C'è proprio un problema di scarsa conoscenza dell'imprenditore. Ecco, perché in un momento di difficoltà l'impresa si chiude in se stessa, è mirata a ottenere il risultato dall'attività che svolge, quindi non guarda attorno, non ha neanche tempo di volgersi intorno. Assolutamente. Quindi questo è un po' un problema. E quindi come arrivare a degli obiettivi? Senza però alterare gli animi, gli umori, perché non vorremmo poi provocare la reazione opposta, no? No, infatti il ritorno sul punto iniziale, questa ricerca nasce proprio per fare noi per primi un esame di coscienza, come diciamo quindi pubblica amministrazione, che deve dare dei servizi, in questo caso soprattutto alle imprese e comunque ai cittadini. Quello che noi riscontriamo è questo distacco forte, ma effettivamente uno sforzo è stato fatto sia a livello nazionale, ma direi anche molto a livello locale, di cercare di avvicinare la pubblica amministrazione a quella che è l'esigenza del cittadino. Però bisogna fare ancora tantissima strada. Se noi guardiamo la 3.2, la diapositiva 3.2, noi vediamo che c'è sicuramente un grado di soddisfazione interessante, soprattutto per alcuni enti, fra cui le stesse Camere di Commercio, che sono degli enti locali autonomi sul territorio, guadagnano sul territorio, ma spendono anche sul territorio. Quindi noi vediamo che abbiamo sicuramente il vantaggio di questa forte autonomia che ci permette di dare delle risposte. È il principio, diciamo, del federalismo fiscale, no? Quando tu hai un sistema dove paghi ma vedi più facilmente che cosa si fa con i soldi delle tue tasse, ecco che allora la Camera di Commercio è avvantaggiata rispetto
a tanti altri enti. Quello che occorre fare è sicuramente una maggiore attività di comunicazione, di promozione dei propri servizi. Io devo dire che con le imprese cosiddette fidelizzate, quelle che cioè fanno parte delle imprese che ci hanno già conosciuto, devo dire che stanno cercando di reagire, quindi nonostante questa situazione diciamo molto di blocco, molto di grande difficoltà, molte imprese quando noi organizziamo, o noi, o insieme con Veneto Promozione, che è la struttura che abbiamo con la Regione per l'internazionalizzazione, rispondono positivamente. Per esempio vogliono utilizzare i servizi per l'internazionalizzazione e la promozione che offre il sistema Regione, il sistema Camere di Commercio, ma ci sono tante altre iniziative. Oggi c'è per esempio la mediazione, l'arbitrato, che sono dei servizi quindi possono molto... dare un aiuto importante a queste aziende, questo è molto importante, questo è significativo. Io lo interrompo solo un attimo, Sì. dovremmo avere una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Daniele Castelfranco. Buongiorno, prego. Volevo porre una domanda in studio, visto che ho sentito ieri sera per televisione un imprenditore che ha chiamato. Il problema è questo qua, no? Vede i centri per l'impiego, vede i disoccupati che sono in attesa anche da anni, no? Poi senti parlare un imprenditore che chiama in TV e dice mi dai quel centro per l'impiego per chiedere operai e non me li danno. E ora dobbiamo metterci d'accordo con che possono i centri per l'impiego, perché se un imprenditore cerca il centro per l'impiego, cerca di personale, e poi parliamo che siete disoccupati anche da anni, e ora qualcosa non funziona. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. Beh, allora, la domanda è interessante, no? È una domanda molto interessante perché va a toccare un altro nervo scoperto, no? Allora, il problema è sempre riuscire a formare persone che poi sono richieste dal mondo dell'impresa. E quindi anche voi credo avete tutte le vostre banche dati, ma noi abbiamo l'interessantissimo strumento che è Excelsior, da quale risulta che certe professionalità siamo a corto, ne abbiamo bisogno. Per esempio, guardiamo per esempio il problema della lingua tedesca. Noi abbiamo il nostro sistema turistico che è andato in cerca di giovani in Austria, perché in proporzioni in Austria sanno di più l'italiano di quanto noi sappiamo il tedesco, perché avendo una clientela che sta aumentando in proporzione di lingua tedesca, il nostro sistema turistico aveva bisogno di giovani che parlassero il tedesco. E noi abbiamo nel nostro sistema, per chi ha figli o che non solo in tutta Italia, ma anche in una regione confinante con l'Austria come la nostra, che noi abbiamo difficoltà a insegnare il tedesco ai nostri figli. E quindi c'è un problema che dopo si ripercuote nel sistema del lavoro, ma lo stesso per esempio nel settore della sanità. Se noi guardiamo la banca dati, vediamo che in quel settore c'è bisogno di persone, c'è bisogno di occupazione, ma non si trovano magari gli addetti. Quindi magari i centri per l'impiego hanno tante persone, ma però quelli nessuna risponde. Il problema è del sistema formativo, che non forma determinate tipologie di professionalità, che sono quelle che hanno competenze tecniche, competenze specifiche, per cui va ripensato completamente il sistema. Però bisogna dire che l'evoluzione che c'è stata in quest'ultimo periodo è stata rapidissima, cioè veramente abbiamo visto nell'arco del brevissimo periodo un cambiamento repentino. Una persona che magari iscrive il proprio figlio all'università o al corso di studi post dell'obbligo, pensare in proiezione di 4-5 anni, 10 anni, quello che andrà a succedere è un terno all'otto, perché ovviamente è difficilissimo. Adesso dici, vabbè, senti, vai a farti una scuola, istituto professionale, professionalizzante, perché c'è bisogno di questo. Tra 5 anni magari non è cambiata la situazione, cioè è molto difficile prevedere e quindi formare nel modo più congruo anche figure giovani, perché il tedesco, al di là di tutto, 5 anni fa serviva ben poco, si pensava piuttosto al cinese, per dirla, o comunque adesso improvvisamente la Germania è stata in una crisi pazzesca, si è risollevata e torna in auge, no? Ma in realtà no, il tedesco è stato sempre essenziale nella nostra regione, perché anche precedentemente, proprio anche negli anni 60, era il mercato nostro di riferimento e lo è rimasto anche. È vero, ci sono anche però le lingue nuove, ma se noi guardiamo nel fabbisogno di lingue nuove, dal francese appunto al cinese, all'arabo, lo 0, l'inglese siamo all'80, ma il 15% è il tedesco che chiedono le nostre imprese. Sicuramente però giustissimo l'aspetto, quello della tempestività, e cioè capire come cambia il mercato del lavoro. Ecco che allora gli sforzi che si stanno facendo sono quelli per esempio dell'alternanza scuola-lavoro, cioè far incontrare le scuole con gli imprenditori, con i dipendenti delle imprese, il raccordo fra mondo delle camere di commercio e delle imprese con le università, e anche su questo si sta lavorando, però effettivamente bisogna essere veloci, perché se no succedono quei problemi che diceva
telespettatori, quindi rapidissimi. Dottoressa, le chiedo ancora, sempre in questa ricerca che è stata fatta, quale margine abbiamo ancora di miglioramento? Quindi operativamente cosa si riesce a fare? Nel breve periodo, perché abbiamo visto i tempi sono strettissimi. Sì, cioè sì. Beh, il margine di miglioramento ancora è tanto. E, realisticamente con i nostri strumenti, perché sappiamo che come dice il direttore, bisogna operare a livello locale. Molte regioni si stanno muovendo sul tema della semplificazione, il Veneto ma anche la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna stanno avviando dei piani di semplificazione che sono coerenti, diciamo, con il disegno nazionale, ma che però cercano proprio di andare a risolvere le problematiche del singolo territorio, e soprattutto bisogna ragionare non semplicemente per semplificare delle norme, ma anche per ridurle, per abolirle completamente, perché il problema è proprio rendere la vita delle imprese molto più semplici. Il Veneto, ad esempio, sta lavorando con tutto un piano di semplificazione volto a riorganizzare i processi amministrativi, che è la cosa fondamentale, perché se non si riorganizza il processo con cui si arriva ad emanare un determinato provvedimento è poi molto difficile parlare di semplificazione. Spesso si fanno tante norme che invece di semplificare, che dicono di semplificare, ma che in realtà poi comportano ulteriori adempimenti. Invece bisogna rivedere il processo, la filiera. Non a caso il nostro lavoro è anche quello di dare affiancamento proprio organizzativo e di processo alle pubbliche amministrazioni, perché è un cambiamento culturale che gli enti devono fare. Spesso i dirigenti dicono ok, si abolisce una norma o si fa una norma che semplifica, no, non è sufficiente, bisogna andare a vedere tutto il procedimento. Quindi e questo non è facile. Torniamo su questo discorso e andiamo in pubblicità pochi secondi. Allora, si sta facendo qualcosa, l'abbiamo percepito, piccoli passi, perché poi noi siamo molto al rallentatore, però in positivo, giusto? Cioè qualcosa di negativo viene fatto, perché l'abbiamo visto, ci sono provvedimenti che sono opprimenti, però qualcosa si sta emergendo, cioè i provvedimenti di semplificazione del governo esistono? Allora, io chiedo un po' a lei, perché di fatto non operando. Noi abbiamo avuto tempo fa la Banca Mondiale, che sapete che tutto il mondo fa il doing business, cioè la valutazione del grado di attrattività che ha una certa area del mondo per attirare gli investimenti, che è fondamentale per capire appunto quanto noi possiamo crescere o non crescere. Bene, fisco e tempi della giustizia sono i due problemi più grossi che impediscono ad investitori esteri di venire ad investire da noi. Ovviamente questi sono due problemi fortissimi anche per i nostri imprenditori. Allora chiariamo subito un punto, parlando anche con i dirigenti della Banca Mondiale. Questi sono, ahimè, problemi che le autorità locali, tantomeno le Camere di Commercio ma anche le regioni comuni, non possono risolvere, perché il nostro è un paese, anche se si è parlato tanto di federalismo, che è anni luce lontano dal federalismo di una Germania, non parliamo della Svizzera. Quindi i problemi purtroppo si risolvono in questo momento a livello nazionale, anche perché la maggior parte delle tasse che noi paghiamo va a livello nazionale. In Germania solo l'11% va a livello nazionale, da noi ormai il 60% va a livello nazionale, quindi noi abbiamo un accentramento fiscale che impone scelte su base in questo momento nazionali. Allora sicuramente il fatto di avere un governo europeista può portare una liberalizzazione che può essere positiva, delle norme che possono essere positive, però dovrebbero essere collegate anche ad una minore pressione fiscale. La semplificazione poi ha un altro aspetto positivo, ma dovrebbero essere ascoltati di più i territori. Cosa che non avviene. Che non si sta facendo. E noi territori, quindi l'invito che io anche lancio è: noi siamo ben felici quando nel piccolo delle nostre competenze di un paese accentrato, come sistema locale, possiamo ascoltare quelli che sono i problemi concreti, quindi voi trovate Union Camere del Veneto in Google, trovate il sito, potete contattarci. Mandate delle proposte. Mandate pure le proposte. Infatti dopo lo diamo anche bene l'indirizzo, quindi ben accette le proposte da parte di voi cittadini che ci ascoltate. Pronto? Pronto? Pronto signorina, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Rovigo. Prego, dica. Ecco, io ho sentito quel signore lì, adesso non ho seguito la trasmissione tutta, però quel signore lì ha detto qualcosa di vero, perché è giusto quello che ha detto lui, ma si doveva fare ancora tempo fa. E il fatto che adesso vediamo che la Grecia deve cedere a tutto quello che hanno fatto, che fa l'Europa, con quei disastri che sta creando, questo tra poco viene anche da noi se continuano così. Ma quello che ha fatto Monti, il signor Monti,
che ha caricato sulle spalle della gente più comune tutti i danni che è stato fatto dalla politica, quel finanziamento pubblico ai partiti, le pensioni, le baby pensioni, tutti i cattedrali sul deserto, tutti i soldi buttati al vento, tutte queste cose qua le paghiamo tutte adesso, ma nessuno vuole porre rimedio di qui, andare a toccare i giornali, continua a dare i soldi ai giornali, si continua a dare 25.000 euro al mese, 20.000 euro al mese a questi signori qua che sono adesso obsoleti e sono fuori giro. E queste cose qua le paghiamo tutte tra poco, anche noi. Quel signore lì ha detto la verità, si doveva fare prima le regioni autonome, prima si doveva fare il discorso, quando c'è stato ancora il discorso delle quote latte eccetera, ci hanno distrutto tutto qua in Italia, nessuno ha seguito un po' le cose, non ci sono più stalle, non c'è più niente, agricoltura, industria, hanno portato via tutto dall'Italia. Cosa possiamo fare noi adesso? Certo. Cosa possiamo realizzare noi adesso? Io non mando perché c'ho un po' di paura della verità, ma sono anche stanco di sentire sempre le solite, questi politicanti che dicono sempre le solite cose e non risolvono il suo problema. Monti avrà forse ragione, però anche lui andrà a fare il Presidente della Repubblica tra poco. Lui che non ha il posto fisso per la testa, ce l'ha avuto il posto fisso da sempre, e noi cosa dobbiamo fare? Assolutamente, grazie. Assolutamente. Grazie del suo intervento. C'è un po' di esasperazione corretta, anche perché paura, e ha detto bene, paura ma anche preoccupazione. Sì, il Signore a mio avviso pone un problema importante, che è quello dell'etica del dipendente pubblico e del funzionario pubblico, che è un tema che in Europa è presente, perché quando si va in Europa e si parla con la pubblica amministrazione, i funzionari sono orgogliosi di far parte di quel mondo e c'è un senso di correttezza e di risolvere i problemi. E un tentativo di risolvere i problemi che da noi non esiste, quindi è un problema che c'è. Io do solo 2 ulteriori dati che emergono dalla ricerca, che si legano a questo discorso che diceva il direttore sui costi amministrativi della giustizia. Il 21% delle imprese venete rinuncia ad esigere crediti per sfiducia nella giustizia. I tempi che ci sono. Ed è una percentuale altissima, cioè le imprese preferiscono non fare niente perché sanno che ormai è inutile avviare una procedura che è costosa e che non porta a niente, e su questo la Regione Veneto non può fare niente, l'Unione Camere Veneto non può fare niente, che è un problema nazionale. Bravissimo. Non si rischia una paragiustizia, cioè, la butto lì però neanche tanto lì. Sì. Gli istituti di recupero credito che ci sono sul territorio, di cui ci si avvale, l'imprenditore deve avvalersi in molti casi, che vadano a degenerare, perché stanno emergendo tante degenerazioni di sistema, però che a un certo punto non ottieni i soldi per un verso, la pubblica amministrazione in tempi certi di pagamento non te li dà ancora, possiamo anche vedere, perché se non sbaglio abbiamo anche una slide al riguardo dei tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Dal privato non li ottieni perché la giustizia è quello che è e quindi abbiamo tempi lunghissimi, che si vada a parare in una paragiustizia, cioè che non è giustizia ma che è fatta dal cittadino con società organizzate, perché la malavita è entrata nel nord-est, per quello lo dico, perché è un segnale evidente che la camorra è qui e quindi vuol dire una forma di giustizia che sappiamo che nel sud l'ha sostituita, la reale. Sì, senza arrivare a... Questo è un problema, assolutamente. Prima di arrivare a questo problema drammatico, perché per evitare questo è un problema drammatico, che purtroppo dai dati appunto risulta che ci sono infiltrazioni sempre più forti in un sistema sempre più debole, più facile aggredirlo. Abbiamo però un sistema ufficiale che è quello della giustizia alternativa, che è quella, e guarda caso, in un momento in cui si centralizzano le entrate, però si chiede agli enti locali dall'altra parte di cercare di dare più servizi, perché alla fine la giustizia alternativa viene portata avanti soprattutto dalle camere di commercio, oppure dagli avvocati che si organizzano, quindi da sistemi locali, però nel contempo vengono portate via le risorse dal livello locale per trasferirle a livello centrale. Allora, da una parte io credo che il cittadino, l'imprenditore, ecco lì si vede appunto i crediti delle imprese, sono cifre impressionanti, no? Perché queste cifre da brivido fanno capire come la pubblica amministrazione rischia di non poter pagare le aziende facendole andare in fallimento. Abbiamo visto imprenditori che si sono suicidati per questo. Che porta addirittura alla morte, no? Quindi sono cose gravissime, e questa cosa qui deriva da un patto di stabilità che viene definito soprattutto a livello nazionale
E ecco che allora che cosa bisogna fare? Siccome noi dobbiamo seguire le strade più legittime, più corrette ed evitare quelle drammatiche di cui si parlava poco fa, ci vuole anche una forte partecipazione di tutti i cittadini, di tutte le imprese a quella che è la vita politica della propria regione. Quando noi abbiamo votato dei rappresentanti al Parlamento e li dobbiamo controllare nel loro lavoro quotidiano che fanno per vedere se effettivamente stanno o non stanno tutelando gli interessi legittimi, i diritti di quella circoscrizione dove sono stati votati. Quindi ci vuole una passione, un interesse per ciò che è pubblica amministrazione a livello politico da una parte e a livello poi dell'apparato, cioè della struttura burocratica. Che forse è la più responsabile alla fin fine. Che poi alla fine ha grandi responsabilità ovviamente a livello centrale più che a livello locale, però se noi veniamo sollecitati e sappiamo e vediamo dai numeri, dalle richieste che ci sono delle precise richieste, per esempio di semplificazione, a un certo punto non veniamo ascoltati, la nostra voce è comunque più forte di quella di un unico cittadino. Assolutamente, quindi questo è molto importante. Aiutarli a raccogliere tutte quelle proposte, per esempio di semplificazioni. Le altre proteste noi le conosciamo e diciamo ai nostri rappresentanti politici che quel famoso residuo fiscale, cioè quello sbilancio di denaro che c'è da regioni ricche a regioni povere, deve essere ridotto. È essenziale ridurlo in una maniera o nell'altra, perché se non si riduce le nostre imprese rischiano di dover chiudere. L'indirizzo per eventualmente scrivere, per dare suggerimenti per quel che non funziona secondo voi nell'ambito della pubblica amministrazione qual è? www? Allora, il nostro sito è www.unioncameredelveneto.it e poi si può lì prendere i dati per poter inviare, per poter scrivere le mail. Possono anche mettere direttamente il mio cognome davanti al... Certo. Ringraziamo Gianangelo Bellati, direttore generale di Unioncamere del Veneto Eurosportello, la dottoressa Giacchi di essere stata qui con noi, ricercatrice, a voi di averci seguito, di aver partecipato. Naturalmente parleremo ancora di questo argomento perché è estremamente interessante, l'abbiamo fatto in pochissimo tempo e intanto è importante parlarne, diffondere informazioni e notizie per far maggior chiarezza possibile. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto.